momento in cui le banche hanno rapporti con i consumatori, che cosa fa l'Unione dei Consumatori? Noi abbiamo delle convenzioni a livello nazionale e delle collaborazioni che vanno avanti da anni. In questo momento queste collaborazioni sono particolarmente importanti perché ci permettono di affrontare su un tavolo comune problemi di grande importanza come quella per esempio sui mutui delle case. È evidente che c'è una problematica nel rinnovo di questi mutui perché la riduzione dei redditi, qualche licenziamento, anzi tanti licenziamenti che la crisi economica ha fatto, ha determinato un problema su tutti coloro che avevano comprato la prima casa e comunque una casa con il mutuo e che oggi si trovano nella difficoltà di pagarlo. Noi affrontiamo questo problema insieme alle banche per trovare le formule per allungare i termini di pagamento in maniera tale che la casa venga preservata e si dia all'utente la possibilità, al consumatore, la possibilità di affrontare questo impegno in tempi più lunghi e quindi rapportati alla possibilità reddituale che hanno.